Nome Antonio, cognome, Orione, data di nascita 12/7/1963, professione imprenditore, segni particolari ibrido. Vabbè, adesso che bello anche aggettivo, perché ibrido. L'aggettivo, Buongiorno al dottor Buongiorno, Antonio Orione, ma essendo amici, buongiorno Tony. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti. Allora, il mercato dell'auto, un po' come quello delle case, delle quali parlavamo anche ieri, è sicuramente un mercato che ha un po' subito la crisi, e anche abbastanza. Parto da qui per poi capire come tu sei entrato nel mercato dell'auto, qual è stato il tuo percorso e quindi la passione per questo mestiere. Intanto questa crisi oggi può segnalare qualche numero di riprese, quindi segnale buono oppure no? È notizia di ieri che il mercato è in leggera ripresa. Sì. Anche se diciamo solitamente sui giornali leggiamo titoli che sono un po' teleguidati e spesso superficiali. Il mercato ha fatto più 9%, sono tutti contenti, poi quando vai a vedere l'analisi effettiva, verificando chi è che ha comprato, le famiglie continuano a non comprare, cioè il mercato è cresciuto perché le società di noleggio hanno acquistato più modelli, le case hanno targato le famose famigerate chilometri zero, quindi alla fine il numero è un falso positivo per il mercato nazionale, mentre per il mercato cagliaritano, quello di cui mi occupo io, c'è un leggero segnale di ripresa. Stiamo parlando di 0, però le famiglie stanno acquistando un po' più di quanto non facessero nei mesi precedenti. Ok, quindi c'è un po' questo dato fuorviante delle aziende che targano per fare gli obiettivi, i famosi obiettivi. Esatto. È un mercato un po' drogato. È un po' come il mercato discografico, no? Si mettono sul mercato per quell'artista 200.000 copie e poi 100 le comprano a casa discografica. Esattamente, il processo è molto simile. Vero, Tullio, quando la gente ha paura sul piano economico e sociale, nonostante possa avere anche i soldi, che è successo nella crisi americana, eccetera, eccetera. Direi la macchina è l'ultima cosa che pensi di cambiare? Sì, credo di sì. Non è più come una volta. La macchina prima rappresentava anche un cambiamento sociale. Ti parla uno che ha una Panda del 1492. Noi ne ho cambiate tante. Ha ragione, perché prima l'auto era un qualcosa, un traguardo molto bravissimo. Si acquistava come status. Elemento ancora oggi è sul piano status, sociale, ma certo. ha perso quella valenza di traguardo. Esatto. I ragazzi non hanno più interesse ad avere l'auto come prima cosa, magari pensano prima a viaggio, altri beni, insomma. Sì, questo è assolutamente vero, però è anche un dato oggettivo che facciamo molto fatica a farne a meno. Assolutamente, certo. L'auto adesso viene definita una commodities, cioè come un elettrodomestico. Io dico purtroppo, perché vendendo auto da 25 anni ho vissuto anche altre crisi, anche altre situazioni. È un po' più banalizzata, se vogliamo, tranne alcuni modelli, alcune case che riescono ancora col marketing a infarcire di contenuti, diciamo, immateriali, ecco, il bene. Visto che sei entrato in questo terreno, c'è un dato che fuori onda mi stavi segnalando, che è poi quello che fa capire la dimensione del mercato, cioè chi monopolizza il mercato. Allora, bisogna fare un distinguo. Innanzitutto, sui giornali non si scrive mai, il mercato più grosso è quello dell'usato. Prima cosa. Ancora? Il mercato dell'usato rappresenta la preponderanza, nel senso ogni auto nuova venduta viene venduta un'auto usata e mezza. Com'è la percentuale? Un'auto e mezza contro un'auto nuova. Quindi l'usato comunque è sempre stato il modello trainante. E se vogliamo fare un discorso socioculturale, in Sardegna più che da altre parti, anche per motivi economici, ovviamente. Chiaro, certo. Cioè noi in Sardegna importiamo auto usate, da sempre. Noi importiamo auto usate dal resto dell'Italia. Esatto, perché sull'usato che circola qui c'è un po' più di difficoltà, no? Alla fine. Cioè l'usato è sempre stato il modello trainante, dove chiaramente oggi si conoscono i numeri grazie ai computer, ai passaggi sono tutti quanti registrati. Ma l'usato qui costa un po' di più che fuori. Ma anche questo è un falso mito. Vero o no? Infatti, è un falso mito. Cioè, il problema è che il nostro mercato, come tutte le cose, chi non è dentro viaggia per luoghi comuni. Ok, perfetto. L'usato in Sardegna costa di più perché ha meno chilometri. Ad esempio, un'auto che arriva dal continente ha mediamente il doppio dei chilometri, quindi è chiaro che il valore sia inferiore.
Poi ci sono i maghi che portano l'auto con 200.000 km da Milano a Cagliari, nel viaggio ne perde 70, 80, 100.000 e vale di più. Però questo è un discorso che è un magheggio, è un magheggio. Che non lasciamola alla fantasia del mercato. Si chiama fantasia del mercato. Non è fantasia, purtroppo si però chiamano meccanici che fanno sono meno usate fondamentalmente. Certo. L'auto sarda tipo il pomodoro, no? Cioè l'auto nata e vissuta in Sardegna ha un valore intrinseco migliore. La regione ha quei chilometri e chiaramente non ne puoi fare finito questo, quindi io come è giusto, insomma, essendo del settore, faccio un'analisi complessiva del mercato nuovo e usato per vedere se il dato è positivo. Bisogna sommare i due dati, ovviamente. Quanti stanno acquistando un'auto? 2,5 o 2 o 3. Quindi il mercato comunque è dinamico, magari si sposta il baricentro sulle auto usate, sulle auto già targate, quindi le chilometri zero. C'è il fenomeno delle auto cosiddette aziendali, che significa auto di noleggi o comunque di flotte aziendali, quindi usato di 1 o 2 anni, magari un po' consumato per i nostri standard, però seminuovo. Tutto assieme al nuovo, che adesso è caratterizzato anche dal fenomeno del low cost, fanno un mercato leggermente positivo per la Sardegna, perché comunque l'auto non ne puoi fare a meno, soprattutto in una regione come la nostra dove i trasporti pubblici sono carenti. Ci sono alcune case che sono quelle che praticamente vendono il totale di ciò che si acquista. Bisogna dire questo: le prime 10 marche, il dato è sardo, non è italiano. Ovvio che non possiamo fare le 10 marche, le prime 10 marche di cui non faccio i nomi, ma comunque quelle più note, una la vendo anch'io, rappresentano il 75% del mercato del nuovo. Le altre 40 marche si dividono l'ultimo quarto. Quindi il mercato cagliaritano è molto focalizzato sull'auto conosciuta, perché per non sbagliare si va a comprare sempre quello che ha comprato magari un genitore, un parente, un amico, e quindi c'è questo fenomeno. I 15 modelli più venduti di tutte le marche rappresentano il 50% del mercato, gli altri 250 si dividono l'altra metà, quindi è un mercato molto polarizzato verso i modelli di massa. Certo, insomma è un po' come quando vai a comprare qualcosa in un negozio di abbigliamento, cerchi di andare sul sicuro per quella marca che ti questa idea, perché il mercato è banalizzato, il cliente medio non è più esperto come lo era 20 anni fa. Parliamoci chiaro, non è più vero che le marche per esempio coreane piuttosto che giapponesi non siano quelle che tirano al mercato, perché sono importanti marche. Io ho sempre venduto auto pionieristiche, no? Non perché sia pazzo, ma perché magari mi piace vedere più avanti e quindi vado a vedere quello che in altri mercati tira di più. Ho iniziato vendendo auto giapponesi, sebbene la mia famiglia vendesse auto europee. Ecco, ma quindi tu arrivi così allaccio anche questa curiosità. Una tradizione familiare? Sei figlio d'arte, insomma. Io sono nato con le macchine, nel senso che quando i miei genitori hanno iniziato a vendere macchine io stavo arrivando. Per cui di famiglia abbiamo sempre venduto Opel, se vogliamo la tradizione è quella, dal 62, io sono del 63, quindi ci sono nato dentro. Poi 25 anni fa ho iniziato da solo, però con un modello molto più diciamo moderno, nel senso sono passato all'auto giapponese, che è sempre stata sinonimo di maggior qualità rispetto all'auto europea. Anche questo è una cosa che si è un po' persa, perché quasi tutte le auto hanno una buona qualità, c'è una differenza tra le auto straniere e quelle europee o italiane, perché poi c'è ancora chi considera l'auto italiana, poi sappiamo che non è fatta in Italia. Il mercato è molto diverso. È come le scarpe da tennis, quelle del famoso baffetto. Io pensavo, non so se tutti avrete visto quella cosa della Moncler di Prada, le occhi, non me ne parlare. Se l'italiano medio scoprisse che la sua macchina è fatta altrove, probabilmente, che poi cosa cambia? Ma no, basta che tu abbia sotto il sedere una macchina che funziona sia... Sì, ci spiace per l'italiano che non lavora nel mercato, però magari per le logiche delle multinazionali vanno oltre. Alla fine l'importante è che tu stai acquistando un qualcosa che abbia il valore che tu hai pagato. Allora, perché ho tante cose da chiederti e il tempo stringe sempre. Andiamo in pubblicità, torniamo subito dopo con Carlo Magia, poi però torniamo a parlare di auto, anche perché le nuove tecnologie incombono e quindi qualcosa su questo vogliamo farlo capire, certo, così chiariamo tutto. A tra poco.
Sicilia. Allora, perché abbiamo messo nei segni particolari ibrido? Perché sennò sembra legato al dottor Antonio Orione, ma per gli amici nostri noi, quindi Tony, perché insomma sull'ibrido c'è tutto un mondo che vogliamo anche capire meglio, perché auto elettrica, ibrida plug-in, che differenza c'è tra queste tre tipologie di autovetture e che cos'è l'ibrido, perché molta gente non lo capisce ancora. Sì, è comprensibile, perché oggi l'ibrido in Italia rappresenta l'1,5% del mercato, a Cagliari un po' meno dell'1%. Ma perché costano molto queste macchine? No, l'auto ibrida non costa molto di più. Adesso diciamo che la produzione è di massa. Quindi sono abbattuti i costi. I costi sono abbattuti. Certo. Pensate che l'auto ibrida è stata lanciata da Toyota nel 97. Sì, ricordo. Nei primi 15 anni così all'incirca ne sono state vendute 4 milioni, 5 milioni, adesso in un paio d'anni ne hanno venduto altri 2, cioè siamo a 7 milioni di auto ibride nel mondo, ma il grosso è fatto adesso che è stata allargata la gamma ed è stata venduta un po' in tutti i paesi, fuori qui anche l'Italia. Il mercato è in crescita perché è un prodotto tecnologicamente molto avanzato. È difficile spiegare in 5 minuti, al limite torno la prossima volta e faccio un escursus molto più ampio. Però l'auto ibrida sta che ne so, come il forno, al forno tradizionale e il forno a microonde che c'ha anche il forno tradizionale. L'auto ibrida ha 2 motori, uno elettrico e uno a benzina. Il motore elettrico serve a compensare i difetti fra virgolette tecnici del motore a benzina e migliorarne le prestazioni e i consumi, perché la differenza sostanziale è quella: un'auto ibrida mediamente in città consuma quasi la metà rispetto a un'auto tradizionale. Un'auto ibrida plug-in, cioè un'auto ibrida con maggiore componentistica, batteria più potente, addirittura consuma 4 volte meno. La nostra ibrida plug-in fa 49 al litro, è 49 al litro in città. Sì, in città, quindi se la usi su un percorso più lungo fa 60. Normalmente, tant'è che i veri consumatori di ibrido sono i tassisti. Ogni volta che uno parte vedrà nel resto d'Italia, qui a Cagliari ce ne sono solo 2, una a Quarto, una a Cagliari, le auto usate dai tassisti sono gli ibridi, perché oltre a consumare meno sono anche più facili fra virgolette da usare nella quotidianità, sono meno stancanti. Io sono convinto che c'è bisogno che tu debba tornare anche una prossima volta, però adesso in questi ultimi minuti volevo unire 2 domande importanti. Innanzitutto hai parlato di motori, benzina, diesel e quindi benzina elettrico, l'ibrido e quant'altro, ma c'è ancora molto radicata la convinzione che siccome il gasolio costa meno, quando uno va a fare una scelta di comprare una macchina la compra a gasolio, anche se poi alla fine non fa tutti quei chilometri che giustificherebbero un acquisto a gasolio. Io faccio spesso notare al cliente, ma anche soltanto così davanti a una pizza con gli amici, che l'auto a gasolio conviene se si fanno, come è sempre stato, 20-30.000 Vi posso assicurare che all'anno. fa questa operazione davanti a una pizza con gli amici. Esatto. Se me lo chiedono, non è che sono uno che tedia sull'auto. Però in Sardegna, ad esempio a Cagliari, più del 60% dei clienti acquistano auto a gasolio, pur non avendone necessità, perché se uno fa, come ha detto da poco una recente statistica presentata da una compagnia assicurativa, la media del chilometraggio a Cagliari è 13.000 km all'anno, quindi è la media del pollo, c'è chi ne fa 5, c'è chi ne fa 15, c'è chi ne fa 20, 25, ma la maggior parte delle persone acquista ancora il diesel, convinta di risparmiare. L'auto a gasolio costa di più in acquisto, costa di più la manutenzione e quando vai alla pompa alla fine il gasolio costa quasi uguale, i consumi oggi sono praticamente identici, per cui è un po' un retaggio culturale vecchio. Quindi sono incastrati in una sorta di convinzione che poi non li porta a risparmiare. Quelli che fanno meno di 25-30.000 km. Ma perché 20.000, quanti chilometri bisogna da 20 in su? Dipende dall'auto, ovviamente. 20.000 km in su o 30.000 km all'anno? 30 siamo sicuri, 20 minimo. Insomma, bene, allora ci rientro. Lei fa bene a tenere la panda. Allora. Ultima cosa, prima di chiudere. Abbiamo esatto, bravissimo. Abbiamo parlato dell'elettrico, sarà la curiosità, sarà il futuro o ci saranno altre? La macchina elettrica, come tutte le cose, insomma, in media stat virtus, non è l'auto del futuro, è l'auto del futuro per la mobilità urbana, per il car sharing, per un utilizzo condiviso dell'auto.
perché l'auto elettrica ha dei limiti legati alla capacità di percorrere chilometri con un pieno. Sì, io vorrei segnalare la vera problematica. Tutti abbiamo avuto i telefonini nel periodo in cui bisognava andare in giro con 2 o 3 batterie, no? Sì. Adesso le batterie vanno meglio, ti durano un giorno se è nuovo, se no se poi usi molto, una domanda se usi molto internet, con l'iPhone deve avere il cavetto molto spesso vicino per attaccarlo. No, un'auto, le migliori auto elettriche oggi fanno anche 200 km con un pieno, però un pieno di energia che però ci vuole tempo, non è come andare a fare benzina, 5 minuti è fatto, A devi proposito, caricarla. Chiedo a te, che segui bene il problema, da poco ho letto che il grafene che viene dal grafite dovrebbe sostituire il litio, mi pare, nelle batterie, e dovrebbe dare una potenzialità del 25% in più, e le batterie potrebbero essere caricate nell'arco di un quarto d'ora. Allora, si stanno facendo passi da gigante anche con il litio. Noi presentiamo, una delle marche che io commercializzo, entro l'anno presentiamo un'auto che si ricarica in mezz'ora, però con la 380 e con 20 kW, cioè è un problema di infrastrutture. Con l'Enel che chiude più di 20 centrali elettriche, credo che sia c'è complicato. Un limite legato all'autonomia, esatto. Ovviamente. C'è questo messaggio con quale chiudiamo davvero perché siamo lunghi, che ci dice dell'auto a gas. L'auto a gas è un fenomeno nel resto d'Italia. Cioè qui sì, qua distributori a gas sono Cagliari non è la presenza del distributore, la qualità del GPL, che è l'unico gas che c'è in Sardegna, che è un po' scadente, quindi si vendono, ti dico il numero, dall'inizio dell'anno si sono vendute nuove 133 auto a gas contro le 80 ibride, tanto per fare e ci sono anche una marea di promozioni anche sull'auto a gas. Se vai in Nord Italia si vendono tantissime auto a metano, cosa che qua non c'è, che è un gas più conveniente, certo, è migliore, rende meglio, però qui non ce l'abbiamo, e il GPL purtroppo non ha grande fascino, perché anche lì il risparmio è relativo, insomma, ecco, e soprattutto è abbastanza una barzelletta questa cosa, visto che abbiamo una raffineria qui che è dovrebbe proprio quella che fanno qui, che è un po' scadente. Esatto, dovrebbe garantirci una qualità migliore o comunque una certa qualità, evidentemente anche il consumo è relativo, insomma. Ecco. Sì. Va bene, allora abbiamo finito il tempo, ci sarebbero altre 1000 cose, ma il tema è talmente ampio e bello che non ci dà assolutamente nessuno una scadenza. Tanto non sono distante. D'accordo. E non sei neanche tanto lontano dai nostri studi, perciò grazie al dottor Antonio Oglione e grazie alla sua grande professionalità di 25 anni di esperienza in questo settore, ma non solo, tutto il resto anche acquisito dalle precedenti esperienze familiari. Ci vediamo presto, Tony. Ciao. Ovviamente anche per l'amicizia che ci lega. Noi torniamo dopo i due dell'abitacolo e dopo la pubblicità con il Music Machine e Sandro Murro.